Marco, quanti tipi di frutta esotica coltivate? Principalmente coltiviamo topinambur, curcuma, zenzero e questi due frutti principali che sono il kiwano, quello che hai in mano tu Claudia, che è un frutto originario del Sudafrica e si chiama kiwano perché tendenzialmente sta tra kiwi e banana come sapore ed è un frutto che si taglia a metà e si mangia col cucchiaino. Mentre questo che ho io si chiama yacon, è originario del Perù, è l'unico frutto al mondo che cresce sottoterra, come le patate, però questo è un tubero dolce. Quindi fa parte diciamo della frutta, infatti in Perù lo usano per dolcificare o mangiato come frutta. Suppongo che non abbiate intrapreso questa nuova avventura senza prima aver fatto un sondaggio sulla richiesta di questi prodotti. Esatto, noi abbiamo fatto un sondaggio di mercato che comunque non era molto approfondito perché qua in Italia c'è carenza di frutta esotica e tutta la frutta che viene dall'Italia la maggior parte viene coltivata, cioè viene da fuori, dall'estero, e in Sardegna ancora meno, quindi giustamente abbiamo cavalcato l'onda tra virgolette, abbiamo visto che la concorrenza era poca, adesso qualcosa si sta scoprendo anche qua in Sardegna giustamente perché il clima sta cambiando e i frutti si adattano bene alla coltivazione e quindi anche noi continuiamo a coltivare frutta esotica. Con una filosofia di vita ben distante dai loro studi, Marco tecnico industriale e Carla psicologa hanno deciso di portare avanti questa nuova e originale azienda agricola. Fare impresa, soprattutto qua in Sardegna, è molto difficile, però io dico che se uno si guarda attorno ci sono sempre le risposte, perché alla fine se tu guardi un po' il mercato, guardi un po' anche quello che succede nei nostri paesi, qualcosa si trova sempre, perché l'unica cosa è non perdere mai la speranza e avere sempre delle buone idee da mettere sia a confronto che anche in azione, perché non è solo a pensarle ma anche a metterle in pratica le idee. E l'unica cosa è di non mollare al primo tentativo, perché i primi tentativi sono proprio quelli più difficoltosi. Poi l'altro non dico che sarà in discesa, però l'altro arriverà da solo, come tutte le cose buone che arrivano, non arrivano mai in fretta.